Ore 11 circa, mare di San Leone, tanti i bagnanti che affollano l'Arenile. Ad un certo punto, come spesso avviene, l'acqua diventa schiuma, come la rabbia di chi in quel tratto di mare tra il Lido Astar e Mare Nostrum è intento a fare il bagno per trovare un po' di refrigerio. Immediatamente scatta l'allarme, viene allertata la polizia locale che si porta prontamente sul posto. Ecco il momento in cui una vigilessa armata di bottiglia di plastica raccoglie l'acqua che scola dalla rete fognaria e va a finire a mare. In attesa dei risultati delle analisi di laboratorio sul campione d'acqua, il sindaco Marco Zambuto firma l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione della zona di mare che si estende per 200 metri a ovest del collettore delle acque bianche del Lido Astar fino a 200 metri ad est del pozzetto sito all'altezza della traversa Mare Nostrum. Divieto di balneazione che continuerà fino a quando la competente società di gestione del servizio idrico integrato avrà comunicato la ripristinata balneabilità del mare a seguito della conclusione degli interventi avviati. Off limits dunque è il tratto di mare della traversa di Mare Nostrum, lo stesso che qualche giorno fa Goletta Verde di Legambiente aveva ritenuto pulito e non inquinato alla luce dei risultati di laboratorio del veliero. Ricordiamo che al momento il divieto di balneazione permanente per inquinamento e per motivi afferenti la sicurezza sia al porto di San Leone alla foce del fiume Naro e per 200 metri a sinistra e 200 a destra alla foce del fiume Acragas, a partire dal porticciolo di San Leone per 450 metri. È la prima volta da quando si parla di mare sporco a San Leone che il comune interviene in maniera così energica per affrontare la delicata questione legata alla balneabilità del mare di San Leone e viene ad essere interdetto uno dei tratti maggiormente frequentati dal popolo del mare. Sulla questione mare pulito, come si sa, la Procura di Agrigento ha avviato da settimane un'inchiesta giudiziaria estesa anche al sistema di depurazione.